Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati con noi in nostra compagnia, con i nostri ospiti. Doveroso dare la parola a chi in questo momento si sta agitando e fa bene, e non poco tra l'altro, nelle piazze, ma non soltanto, perché ha raggiunto il limite estremo per molti e forse alcuni l'hanno purtroppo anche superato. Parliamo della categoria Confesercenti, rappresentata dal presidente di Confesercenti Veneto Centrale Nicola Rossi. Grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Grazie di essere venuta, e anche così la presentiamo, che è la prima volta che viene da noi in trasmissione, Greta Imbrunito, che è direttore di Confesercenti Veneto Centrale. Direttore da poco, sta assumendo in toto le vesti, le funzioni, oneri ed onori, soprattutto in questo periodo oneri di non poco conto. Sì, particolarmente difficile. Grazie mille per l'invito. Ecco, un periodo difficile. Dopo le do anche la parola perché bisogna capire un po' come si va anche ad articolare. Lei tra l'altro viene una competenza sempre dentro Confesercenti di lungo tempo, sì, nell'ambito dell'amministrazione e gestione, per cui sa bene di cosa si tratta, non era estranea alla categoria. Presidente, tra l'altro parlavamo, chiacchieravamo fuori onda, che lei è coinvolto in primis in questa cosa non solo come presidente di categoria, ma perché, vabbè, ormai tutti lo sanno, lei comunque organizza anche delle grosse manifestazioni fieristiche, e questo è l'altro comparto fiere di cui effettivamente non si parla molto. È sì, un altro comparto che è stato, non si capisce, dimenticato, scordato, non apriranno più, ma non si capisce proprio perché non ci sono neanche lumi di speranza. Incominciamo da questo per poi agganciarci. Ma io, guarda, ti ringrazio perché effettivamente di fiere e convegni, sì, la io ricordo che la convegnistica per il territorio è un apporto economico non da poco. Ogni convegnista lascia sul terreno non meno di 300-350 euro al giorno. Per cui per un territorio dove vengono a mancare convegni, perché noi ora possiamo parlare, le fiere non si fanno, è un danno per gli organizzatori, è un danno per le fiere, secondo me è un danno grandissimo per il territorio, perché la ricaduta economica che fiere, congressi, l'area business rilascia poi al territorio è enorme. Cioè parliamo per le fiere, un calcolo ipotetico intorno a 10-12 volte il fatturato della fiera, che cade sul territorio. 10-12 volte il fatturato, e che va ad alberghi, ristoranti, artigiani territoriali, negozianti. È un sistema articolato e complesso che dà una ricaduta importante. Queste sono medie internazionali. Certo. I convegnisti, soprattutto, non ti dico i convegnisti dell'area medica per esempio, o comunque dell'area business, superiamo abbondantemente i 350 euro al giorno di ricaduta territoriale. Quindi penso un po' un territorio cosa perde l'Italia, quando giustamente si parlava poco della questione fiere ferme, ormai siamo ferme, diciamo che in questi 400 giorni abbiamo avuto una finestra di circa, è stata tra metà settembre e metà ottobre, diciamo un mese e mezzo, quella è stata la finestra operativa. Tra l'altro io sono stato il primo a ripartire in Italia a settembre, l'11 settembre. Era una cosa di buon auspicio. Sì, è stato di buon auspicio, tutti speravamo, dopo Padova, dopo l'11 settembre che abbiamo inaugurato Padova Antiquaria, tra l'altro con il Presidente del Senato, quindi per l'importanza proprio della ripartenza, della fiducia che si dava in questa ripartenza, siamo passati poi a Parma col Mercante in Fiera, con Art Parma Fair, e poi fermi. Ecco, però entrando nello specifico, allora sembrano quasi provvedimenti che siano penalizzanti nei confronti delle occasioni, qualsivoglia possono essere, di svago, di cultura delle persone. Perché l'esempio della fiera, quella di Padova, insomma, non c'è la folla di persone, mi ricordo anche quegli ingressi lì contingentati, certo, disinfettante, mascherine, cioè, c'erano 2 o 3 persone davanti, neanche uno stendo a una, c'era tutto molto, uno spazio enorme, esatto, e cioè, i musei, allora, contingenti, prenoti l'ingresso, perché mi ricordo quando c'è stata la possibilità, tu prenotavi il punto ora di accesso, andavi, visitavi spazio ovunque, cioè potevi anzi godere appieno di certe strutture museali o comunque opere eccetera, ma molto più largo che non quando vai a messa, che a messa comunque ci sono gli spazi, però attenzione, ci sono convegni. A messa, come andare a messa, mettili a convegno come a messa, cioè come se si fosse voluto punire tutta ed ogni forma di
di extra lavoro in senso stretto, togliendo lavoro a delle categorie, a dei filoni, ricordo, non a delle categorie in senso, cioè non a Nicola Rossi nella fattispecie, a tutto un indotto mostruoso, perché noi abbiamo l'indotto. Questa penalizzazione non è più compresa dalle persone, perché è compreso che c'è il Covid, però quando c'è la massima sicurezza e tu hai adottato tutto, perché io ricordo certi ingressi, lasciamo stare le fiere di massa, vabbè, tutto in fiera di Padova, faccio l'esempio, la togli perché è troppa gente, ma queste robe qui sono tutta un'altra cosa e ti dà un minimo di respiro mentale per poterti svagare e tirare avanti anche questo è il discorso, perché adesso siamo arrivati un po' alla frutta. No, assolutamente, ma c'è tutta una filiera, giustamente come diceva, perché non è solo l'ente fiera o l'organizzatore di fiera, poi ci sono gli artigiani che allestiscono, ci sono le ditte di allestimento, i noleggiatori, i trasportatori, è una filiera incredibile, i trasportatori, i noleggiatori di vetture, i ristoranti che accolgono migliaia di espositori e migliaia di visitatori, gli alberghi. È una filiera notevole, ecco perché la ricaduta di una fiera è 10-12 volte il fatturato. La convegnistica con tutti gli accorgimenti possibili, una sedia sì, una no, una sì, 2 no, 5 no, non lo so a sto punto, però si poteva fare. Questo oppure è il vero problema. In parte in presenza, in parte in DAD. Insomma, si trova il metodo. Invece noi abbiamo aperto l'11 settembre in totale sicurezza. Chi è venuto in fiera ha visto uno schieramento di forze di prevenzione notevole, infatti non è successo nulla. Ma la cosa che sorprende molti è che all'estero invece non lo parlano i media, ma tutto continua come prima, attenzione, ormai sembra che il governo non conti più nulla, comanda il CTS, loro parlano e diventa legge, ma la politica è fatta di compromessi perché non c'è solo la salute da preservare, ma anche altri fondamentali diritti, quali il lavoro, che senza di esso la salute va a farsi benedire. E il tema di lavoro è anche nel notiziario di quest'oggi, perché c'è un crollo delle assunzioni e una impennata di licenziamenti da paura, tra l'altro. Sì, abbiamo perso 950.000 unità lavorative in Italia. 950.000 ad oggi, e ancora c'è il blocco dei licenziamenti, attenzione. Tra cui molte donne, molti giovani, direttore. Sì, sono estremamente penalizzati perché poi comunque nel momento in cui un'impresa non riesce di per sé ad avere l'immagine del suo futuro, comunque avere un punto di riferimento, è difficilissimo per un'impresa fare delle scelte di nuove assunzioni, ad esempio, quindi pensiamo al mercato dei giovani. Ma soprattutto comunque già per noi donne era difficoltoso entrare in ambito lavorativo, questa situazione le ha sicuramente penalizzate anche per tutti i riflessi che hanno avuto le chiusure, pensiamo alle scuole, quindi in primis le donne hanno dovuto dedicarsi comunque ai ragazzi, a dover gestire la didattica a distanza, che io fortunatamente sono uscita da questo periodo, ma non invidio veramente le mamme, le donne che hanno dovuto affrontare e le imprenditrici che hanno dovuto affrontare questa situazione, perché anche con strumenti magari non particolarmente adeguati. Mi raccontavano amiche, insomma, di bambini che hanno dovuto seguire le lezioni nei telefonini, perché comunque non è detto che tutti abbiano un computer in casa e che comunque quel computer possa essere completamente dedicato alla formazione del bimbo. Magari c'è più di un figlio, per cui magari si fa una sorta di scelta fra di loro, quindi è sicuramente stato penalizzante da tutti i punti di vista anche questo tipo di scelta. Poi le imprese, secondo me, in questo periodo hanno, oltre ad avere tirato fuori il meglio in alcuni momenti, perché lo dicevamo anche nella manifestazione che abbiamo avuto la settimana scorsa, quanto nonostante lo Stato le imprese abbiano saputo affrontare questa pandemia. Mi piace nonostante lo Stato. Nonostante, non grazie allo Stato, perché l'abbiamo detto, è stato un po' una provocazione, uno slogan anche questo. Si fa sorridere con ironia. Sì, ma infatti, perché voglio dire, ho visto aziende, imprese, piccoli commercianti veramente affrontare la situazione mettendo in discussione magari delle convinzioni o delle conoscenze che non erano proprio alla loro portata, magari persone di una certa età che si sono trovati a porsi online, a vendere i loro prodotti, a fare questi famosi delivery, a riuscire a spostarsi in un territorio tramite i loro mezzi per poter fornire comunque i servizi e i beni
cittadini e a tutti noi comunque, perché per sopravvivere, perché poi esattamente, ma per garantire anche noi comunque un modo dignitoso di lavoro, perché magari ci sono state categorie che per loro caratteristiche, penso anche alle associazioni comunque in questo periodo, mi piace pensare che siano state tanto di sostegno alle attività, ma io non so, penso a noi, ai colleghi, ci trovavamo soprattutto nella scorsa primavera avere tutte le strutture a fianco, bar eccetera, completamente chiusi un po' allo sbaraglio, senza neanche poter pensare a dove poter mangiare, dove poter insomma anche fornire per tutta la nostra giornata lavorativa, ma penso anche a persone che magari erano in giro per rappresentanza o altre cose. Invece insomma questi commercianti che hanno saputo comunque far fronte mettendo in campo nuove idee, per cui insomma a me è piaciuta questa cosa nel male. Però attenzione a non, cioè, che è stata bella, encomiabile, però dopo non bisogna navigarci sopra su questa cosa, perché a un certo punto, adesso leggiamo i 2 messaggi che sono arrivati, quindi anche così potete anche risponderli e vediamo un attimo insieme. Allora, eccolo qua. Mi spiegate con quale criterio si definisca un settore non indispensabile e quindi chiuderlo? Non sarà indispensabile per chi sta al governo, ma c'è gente che sfama i propri figli con quel lavoro e si lavora in sicurezza, credetemi, non ne possiamo più. Nicola Rossi, poi leggiamo anche l'altro messaggio dopo. Io sono inutile, no? Il mio è un settore, uno di quei settori lì. Noi siamo chiusi praticamente da sempre, sì, pur essendo un segmento invece che poteva lavorare in tutta sicurezza, tra l'altro. Proprio sì, il lavoro non è in sé per sé, certo non muori di fame perché se non hai una cosa, però c'è chi muore di fame perché non ci lavora, cioè bisogna avere un po' di intelligenza. Cioè, ci sono dei comparti veramente in gravi difficoltà, ecco perché la tensione sociale sta crescendo. Cioè, io credo che questi sono, quello che abbiamo visto ieri o nei giorni passati, sono i primi, come dire, casi, però in realtà l'insoddisfazione, ma la preoccupazione è grandissima, perché tu da un lato vieni chiuso o comunque non puoi lavorare a pieno regime e dall'altro non ti aiutano economicamente. Esatto, questo è un grave problema. Noi negozianti adeguati alle norme Covid imposte, costretti a stare chiusi dopo aver anche speso soldi, ditemi voi se questo è normale. Poi vediamo anche l'altro messaggio che era arrivato prima, che non ero riuscita a leggere, se ci può mettere qua. Se non ho soldi, perché questo Stato mi ha rovinato, come farò a curarmi, visto che solo la sanità privata funziona, quella pubblica da un anno è ferma. Ci sono tantissimi controlli eccetera che sono stati posticipati senza fissare nuova data, per cui questa anche la prevenzione, diciamo, non è messa assolutamente bene. Rispondiamo appunto anche a questi messaggi. E la pagheremo, tutto questo lo pagheremo, perché nel momento in cui la prevenzione va in default, perché tutti gli ospedali sono stati convertiti in Covid alla fin fine, molti reparti sono stati riconvertiti in area Covid, le rianimazioni ma anche le sale operatorie sono state più o meno, c'è stato un momento che erano tutte in reparto Covid o buona parte in reparto Covid, e queste cose le paghi sulla distanza, perché è venuta a mancare la prevenzione, è venuta a mancare la prevenzione secondaria, cioè quando senti qualcosa che non va, però non vai a farti controllare per paura di... Insomma, c'è tutto un sistema, tante operazioni, tanti interventi che erano magari in quel momento programmato banali o comunque insomma non di grave o grande entità, col passare del tempo sono stati rinviati. Insomma, qualche difficoltà credo che la vedremo. Ecco, un altro telespettatore che prima diceva: noi negozianti, quindi fa parte della categoria, abbiamo fatto tutto il possibile per adeguarci alle norme, non ci aspettavamo di restare chiusi. Effettivamente lascia un po' basiti, perché poi negozi strapieni è un po' difficile vederli, c'è più gente al supermercato per assurdo che non in un negozio di scarpe, perché magari aver tante velleità da comprarsi scarpe. Ma cioè, non è casuale che gli alimentari hanno avuto un trend positivo di crescita addirittura. L'unica cosa che ti resta è mangiare. Cioè. A un certo punto poi, è diventato... Una botta di vado al supermercato è una botta di vita. Adesso rispondiamo anche ad altri messaggi, vediamone subito, poi andiamo in pubblicità. Perché gli italiani scendono in piazza? Vuol dire che sono veramente con l'acqua alla gola. Sacrosanto. Pubblicità, poi torniamo insieme.